Carenza di barelle al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, in provincia di Agrigento. A lanciare l'allarme è l'onorevole Carmelo Pace, vicepresidente della Commissione Sanità all'Assemblea regionale siciliana, che ha presentato una interrogazione parlamentare all'assessore alla salute. Il personale delle ambulanze del 118, una volta giunto nell'area del nosocomio, dopo aver affidato i pazienti alle cure mediche, non può ripartire per nuove chiamate dalla centrale operativa perché il pronto soccorso dell'ospedale di Sciacca è sprovvisto di barelle di degenza e deve trasferire i pazienti, dichiara l'onorevole Carmelo Pace. Ciò comporta l'inoperatività dei mezzi di soccorso che, dovendo aspettare il ricovero dei pazienti, che spesso avviene dopo molte ore, non possono ripartire per soddisfare altre richieste immediate di intervento. Il servizio, così com'è riscontrabile nei registri di viaggio, rimane pertanto bloccato per diverso tempo. Chiedo, continua Pace, pertanto un tempestivo intervento, provvedendo con la massima urgenza alla dotazione di un numero congruo di barelle dove trasferire i pazienti dopo loro arrivo al pronto soccorso, conclude l'onorevole Pace.